Buonasera, professor Barbero. Buonasera. Qui vediamo un'immagine di un affresco medievale che rappresenta un forno con i fornai al lavoro. Devo dire che gli attrezzi, i gesti sono un po' quelli di una pizzeria di oggi. Sì, salvo che a quel tempo tutto il pane veniva cotto in questo modo, nel forno a legna, come nelle nostre pizzerie. Questo è un affresco del castello di Sogne, in Valle d'Aosta, dove ci sono queste bellissime scene di vita quotidiana. E qui appunto è la bottega del fornaio. Noi per oggi non faremo la storia della pizza, ma ho scelto questa immagine per parlare di tutt'altro argomento, e cioè l'invenzione dei cognomi. E cosa c'entrano i cognomi con i forni? Beh, c'è un cognome che c'entra con il fornaio, è un cognome che abbiamo sentito spesso negli ultimi anni perché è quello di un ministro e di una legge molto discussa, il cognome Fornero. Molti cognomi discendono, diciamo, da un mestiere. E in particolare in Piemonte i mestieri hanno prodotto dei cognomi che finiscono in ero, e quindi Fornero discende da un fornaio e Barbero discende da un barbiere, naturalmente. Ferrero è il fabbro ferraio. E i cognomi sono una delle invenzioni medievali che noi ci portiamo dietro senza saperlo, perché prima, nell'epoca barbarica, cognomi non c'erano, i romani ne avevano tantissimi di cognomi, Publio Cornelio Scipione, ecco. Invece nel Medioevo barbarico tutto questo sparisce, c'è un nome e basta. Dopo l'anno 1000 la gente comincia a dare dei soprannomi, e proprio molti cognomi derivano da soprannomi che indicavano le caratteristiche fisiche, per esempio, no? Hai i capelli rossi e ti chiamerai Rossi, o se sei meridionale Russo, per esempio. O ricci. O ricci se hai i capelli ricci, basso, grassi, tutte queste cose rimandano all'aspetto fisico. Altri cognomi rimandano al luogo d'origine, per esempio, come quello del presidente Napolitano. Oppure in Veneto sono molto comuni questi. Se ti chiami Visentin è perché gli antenati venivano da Vicenza, Padoan venivano da Padova. Di certi cognomi però è difficile capire l'origine. Sì, ma infatti in realtà la maggior parte dei cognomi sono abbastanza oscuri, perché spesso derivano da parole dialettali che oggi abbiamo dimenticato, e anche in certi casi c'è una parola dialettale dietro un cognome comunissimo che noi però non riconosciamo più. Se io mi chiamo Zanetti, per esempio, è la forma veneta di Giannetto. Zancan era uno che veniva chiamato Gianni Cane, probabilmente anche lì in modo, come dire, piuttosto insultante. Dopodiché, appunto... Però non tutti avevano un cognome. Vero, vero, perché il cognome serve quando c'è una famiglia e non solo un individuo. Le famiglie nobili molto conosciute sono le prime che hanno un cognome, che anche in quei casi può derivare, beh, a volte dal titolo nobiliare, i Visconti di Milano, ma certe volte da un mestiere, i Medici di Firenze, e certe volte da una caratteristica fisica, anche lì spesso indicata in modo un po' insultante. A noi oggi Sforza sembra un grande cognome nobiliare, ma Sforza in origine voleva dire un violento, uno che fa sempre forza. Ecco. Però tutti avevano una famiglia. Certo, ma soltanto per i nobili la famiglia contava davvero e durava nel tempo. I poveri all'epoca si spostavano molto, un po' come i migranti di oggi. Vai in un altro paese, non sanno di chi è, non importa niente, semmai dicono appunto quello di Padova, Padoan, ma non si ricordano dei tuoi zii, dei tuoi cugini, e la gente, la povera gente, ancora nel Rinascimento, di solito non aveva un cognome, si indicava col nome del padre, Giacomo di Bartolomeo, al massimo il nonno, Giacomo di Bartolomeo di Michele, oppure se venivi da un paesino magari si ricordavano il paesino, come quel tizio che lavorava a Firenze e che i suoi antenati erano venuti da un paesino che si chiamava Vinci, e lui si chiamava Leonardo e quindi era Leonardo da Vinci. Insomma, in passato anche il cognome in un certo senso era già un privilegio. Proprio così. Grazie, professor Barbero.